grazie a tutti per essere venuti qui oggi. Allora, per parlare dello sposalizio del mare, in realtà non posso parlarvi subito dello sposalizio veneziano, perché altrimenti andremo a raccontare la solita storia trita e ritrita di cosa succede nel giorno della Sensa, ma ve la racconterò dopo. Perché nelle varie ricerche che in questi anni ho avuto modo di fare, quindi di approfondire, parlare di un rituale analogo a quello dello sposalizio del mare, dovete sapere che è praticamente introvabile. Perché? Perché non si capisce se è una ierogamia, non si capisce se è effettivamente una ritualistica di tipo politico, e quindi qualsiasi informazione voi andrete a cercare banalmente sullo sposalizio del mare, oltre appunto al racconto classico, non troverete altro. E quindi dove bisogna andare a cercare per trovare qualcosa di analogo? Dobbiamo ritornare ovviamente ai greci, non mi guardare male Emanuele, alle fonti greche e poi anche alle fonti latine. Infatti chi è che ce ne parla per primo di un rituale, ripeto, analogo, non lo stesso tipo di ritualistica? Erodoto, nel settimo libro delle Storie, ci parla del fatto che Serse, con la presa dell'Ellesponto, quindi siamo nel 480 a.C., commise un atto particolare che Temistocle successivamente andò a definire come barbaro e disumano, che fu quello di flagellare le acque dell'Ellesponto, quindi dello stretto di mare. Questo tipo di rituale in realtà non fu solo la flagellazione del mare, ora vi spiego perché e perché ha i collegamenti con il rito veneziano, ma la flagellazione fu un momento precedente a che cosa? Ad una ritualistica di un donario, quindi una donazione, del fatto proprio che Serse donò al mare un anello d'oro. Alcuni altri, in altre leggende, in altre traduzioni, comunque si trova un elemento metallico che apparteneva a un qualcosa di prezioso. Addirittura, sempre nel libro settimo, l'ho anche scritto nel 54, nel parte 54, abbiamo Erodoto che come dire, va a tradire se stesso perché dice che Serse indirizzò, oltre a una preghiera all'Ellesponto, anche donò ai canes, che erano le sciabole, tipo di sciabola persiana, sempre in oro. Quindi lo stesso Erodoto non sapeva dire se effettivamente il rituale che era stato compiuto da Serse fosse stato un rituale di tipo donario o fosse stato una sorta come dire, di maledizione proprio nei confronti dell'Ellesponto. E perché? Perché se vi ricordate, durante quel periodo era stato costruito il famoso ponte di barche, che era considerato all'epoca una sorta di ibris, quindi commettere proprio un'azione tracotante nei confronti degli dei, ma anche nei confronti degli uomini stessi, perché attraversare a piedi ciò che per natura deve essere solo attraversato in mare non era possibile per la mentalità sacra dell'epoca. E quindi il nostro Serse cosa fa? Dato che i flutti, ma in realtà avrebbe dovuto fustigare più i venti, che si parlava appunto prima dell'intangibilità del vento che non si riesce a vedere, però ne vediamo i suoi effetti, Serse appunto flagella invece i flutti dell'Ellesponto e non appunto il vento, e nel farlo lo maledice. E quindi abbiamo sia l'elemento appunto fustigatorio e anche magico della maledizione, che un tentativo poi di captatio benevolenzie, perché anche qui un collegamento con l'intervento del professore innanzi, era proprio una sorta di preghiera che egli rivolgeva al sole stesso. E quindi vedete, ritroviamo anche qui gli stessi medesimi elementi di cui è stato parlato prima. Poi una cosa particolare che invece Serse fece era quella di imporre le catene al mare. Quindi fustigazione o flagellazione, che comunque richiama i 300 colpi di flagellazione che i magi insomma, nella pratica magica persiana poi utilizzeranno anche in altri tipi di rituali, che è appunto il discorso della verga magica, quindi lo strumento, il bastone con cui appunto andiamo a compiere delle azioni divinatorie e di trasmissione iniziatica.
E quindi cosa farà il nostro buon Serse? Come vi dicevo, flagellerà e metterà in catene lo stesso mare, e questo mare sarà ovviamente legato a lui. Ma legato a lui in che senso? Qui, vedete, non abbiamo un concetto ierogamico, quindi non abbiamo lo sposalizio fra il regnante in quel momento e l'elemento marittimo, abbiamo proprio una sorta di, come dire, una riappacificazione con l'elemento marino, però come se fosse un'alleanza politica. Quindi il mare elemento tecnico, elemento politico, elemento sociale, e la riappacificazione con il re, quindi colui che ha compiuto questo gesto appunto di Ibris, e il suo tentativo di riammetterlo fra i suoi alleati. Questa cosa è stata ripresa sia da Giovenale, che ricorderà l'elemento appunto di Serse, dirà appunto che Serse ha messo in catena il Nettuno, e Seneca, che lo riprenderà successivamente. E quindi questo ponte di barche nell'Ellesponto, che l'Ellesponto era visto come elemento Iron e Theos, quindi sacro, allora doveva essere qualcosa di talmente importante, e questo gesto talmente orribile che aveva fatto Serse, quindi di imporre la capacità dell'essere umano di modificare l'elemento naturale, doveva essere effettivamente visto in modo cioè molto mal visto all'epoca. E questa cosa è interessante perché anche nel Mazdadismo, quindi i seguaci di Ahura Mazda, utilizzano questo tipo di rituale, quindi di purificazione del mare. Infatti ci ricordiamo di Ciro il Grande, che aveva detto che la parte dell'Ellesponto, anzi del Bosforo, era stata contaminata a causa del cadavere di un sacro cavallo bianco, però proprio il fatto che questo mare, con la presenza quindi di strutture costruite dall'uomo, e anche con la presenza di cadaveri, quindi di rimasugli di battaglie, doveva essere qualcosa di ormai contaminato, che doveva essere appunto purificato. Questa cosa è molto interessante perché il richiamo all'elemento, quindi al toccare l'elemento, a richiamare la potenza dell'elemento nella ritualistica, beh, nelle fonti greche ne abbiamo tantissime, citiamo, non so, l'inno ad Apollo nel verso 333, in cui abbiamo la dea stessa, Era, che tocca Gaia, quindi tocca la madre terra, per richiamarne il potere, richiamarne la sua essenza, e addirittura per utilizzare i poteri dei titani, quindi delle divinità che stanno sotto. E quindi anche qua mi ricollego al discorso del professore. Chi è che poi farà invece un rituale molto più simile a quello veneziano? Anzi, oserei dire che il rituale veneziano, adesso capirete perché, proviene direttamente da questo rituale da parte di Policrate, tiranno di Samo, che durante il periodo della Confederazione Ateniese gettò in mare, e adesso vi spiego anche proprio il rituale che è identico a quello veneziano, gettò in mare un anello d'oro, o anche qui si dice dei pezzi di metallo incandescente, proprio per racchiudere in sé questa alleanza con il mare. Cosa fece Policrate? Policrate ci fece condurre con una barca da parata, e non militare, nel mezzo proprio del mare aperto, e qui con una cerimonia pubblica, non privata, con una cerimonia pubblica farzosissima, appunto compì questo rituale di alleanza con il mare. Sempre Erodoto ci ricorda che anche i Focesi all'epoca completavano un rituale analogo, proprio per avere con sé la benevolenza del mare. E altra cosa che sempre il nostro amico Erodoto ci racconta, che addirittura Aristide a un certo punto si ricordò e compì un rituale che addirittura lui faceva risalire a un antico rituale degli Ioni, quindi un rituale dei comandanti ionici, proprio per avere il potere marittimo sul mare. Quindi, dalle fonti che noi appunto ci trattiamo sempre con le fonti, altrimenti è tutto inventato, ma le fonti a cui noi andiamo ad accedere ci parlano di queste ritualistiche che in realtà avevano
o la gran sacerdotessa, se vogliamo metterla in un'altra ottica, che consegnerà, quindi darà la valenza e il potere al giovane Teseo, che appunto poi riporterà l'anello e diventerà egli stesso il protettore poi di Anfitrite. Questo veniva ripreso, è stato ripreso anche in alcuni altri miti e leggende che poi ritroviamo proprio nel veneziano. E a Venezia, come sapete, inizialmente il dono dell'anello non era previsto in tutta la ritualità, perché il primo cenno di questa cerimonia l'abbiamo in realtà nell'anno 1000, in cui abbiamo una semplice benedizione del mare, quindi una benedictio maris, in cui troviamo il doge e ovviamente il patriarca che andavano sempre nella zona del Lido, quindi del Lido di Venezia, sempre la zona, sempre quella davanti alla chiesa di San Nicolò, in cui appunto si benedivano i flutti in modo tale da avere sia un buon pescato, ma soprattutto a Venezia interessava ovviamente la parte commerciale, la parte guerresca e politica. E la formula era questa, che ad esponsamus te, mare nostrum, insignum veri perpetuique domini, mentre i sacerdoti intonavano asperges me hisopo et mundabor. Quindi abbiamo questo tipo di rito di propiziatorio, e quando è stato fatto per la prima volta, o perlomeno quando è che noi abbiamo delle date certe, dei documenti, con la partenza da Venezia della flotta di Pietro Orseolo II, quindi a fine maggio dell'anno 1000. Si sa poi che inizialmente appunto con solo questo tipo di sposalizio però verrà accoppiata in maniera politica, quindi ricordiamoci anche questo, nel 1177 verrà per la prima volta registrato perlomeno il dono dell'anello al mare. Questo momento però, sempre dalle fonti che voglio citare, Salomon, che è stato veramente un ottimo, nel 1906 l'unico storico che si è appunto interessato all'argomento, e lui appunto cita il fatto che è impossibile che questo rituale della benedizione del mare più lo sposalizio fosse stato di derivazione cristiana, perché ovviamente nel cristianesimo noi non troviamo, almeno quello classico, non troviamo questo tipo di ritualità. E perché è stato inventato lo sposalizio del mare? Come valore politico, alla fine della Quarta Crociata ritroviamo un modo di unirsi il potere della Chiesa con il Papa Alessandro III, sì, e con l'imperatore Federico Barbarossa, perché ovviamente il papato e l'impero sappiamo che se le sono date per un bel po', e all'epoca Venezia aveva preso le difese del papato, e quindi vi è anche questo, ve lo leggo perché è interessante. Il fatto che il Papa Alessandro III per la prima volta salito sul Bucintoro, quindi per la prima volta anche qui nel 1177 viene utilizzata una barca da parata e non una barca militare, e dopo aver preso il suo anello, quindi essersi tolto l'anello, anche qui il segno di togliere l'anello che legittima la regalità, lo consegnerà nelle mani del doge Pietro Ziani con queste parole: tieni figlio mio, doge di Venezia, questo è l'anello nuziale del tuo matrimonio con il mare. Tu e i tuoi successori, per nostra volontà, da qui in avanti ogni anno celebrerete questo matrimonio. Il mare sarà la tua sposa, di cui tu sarai primo protettore e guardiano, poiché tu l'hai liberata eternamente dai nemici che li infestavano. Ora, sappiamo, come vi dicevo prima, che per legittimare il potere appunto di Alessandro III contro Barbarossa all'epoca sono sorte tantissime leggende, quindi tutto è stato molto, molto edulcorato e aumentato nel suo potere. Però quello che ci interessa sapere è proprio il fatto che per la prima volta qui troviamo lo sposalizio. Ma lo sposalizio noi lo possiamo in questo caso comprendere proprio con il fatto che Venezia ha mantenuto questa tradizione per secoli,
E quindi per secoli perché l'hanno voluta mantenere? Non solo per il potere della Chiesa, perché sappiamo che a Venezia e la Chiesa non è che andassero tanto d'accordo, insomma il potere ecclesiastico a Venezia era tollerato, gli si diceva sì va bene, ma era la signoria veneziana che comandava, era il doge, era il patriziato veneziano, quindi a che cosa interessava? Era proprio il rituale stesso, quindi di questo sposalizio del mare che interessava i veneziani, perché come adesso, beh, insomma, c'è il tentativo di riproporre la festa della Sensa con il sindaco, ammiragli e vari personaggi, però noi non abbiamo minimamente idea dello sfarzo che accompagnava questa festa enorme che veniva appunto a Venezia. Pensate che nel 1753 Casanova stesso vide proprio i preparativi di questa grande festa e lui da veneziano ne fu talmente impressionato e ci racconta una cosa in particolare e dopo vi spiegherò perché l'ho trovato interessante, del fatto che fosse proprio l'ammiraglio dell'Arsenale che doveva preoccuparsi di organizzare la festa. Perché? Perché avrebbe lui dovuto controllare le condizioni meteorologiche, quindi del mare, del vento, di come poteva venire questo tipo di festività in sicurezza, perché come vi dicevo il Bucintoro era una nave da parata che insomma galleggiava e aveva una stabilità abbastanza precaria, quindi qualsiasi tipo di movimento strano del mare avrebbe potuto far rischiare di far capovolgere il Bucintoro portando con sé sotto nei flutti il Doge e tutti quanti, quindi era veramente molto pericoloso. Pensate che se fosse successo qualsiasi tipo di problema era proprio l'ammiraglio dell'Arsenale che ci rischiava la pelle, ma quello era il problema minore a questo punto. E quindi proprio il fatto che la festa della Sensa quindi avvenisse con questa grandissima processione che partiva da Piazza San Marco con il Doge che saliva nel Bucintoro assieme al Mister Grando che era il capo della polizia e dei signori di notte il criminale che poi vi presenterò, con anche il Gastaldo, con gli avogadori, con tutto il patriziato e con il patriarca di Venezia, e appunto erano circondati da una parata sfarzosissima, enorme, fatta di peote, di peottine, di gondole, di navi di galee, addirittura 6 galee a fine Settecento ritroviamo, con questa parata che andava appunto da Piazza San Marco, da Riva degli Schiavoni, fino, come vi dicevo, allo spiazzo, chiamiamolo così, d'acqua antistante appunto la chiesa di San Nicolò al Lido. E la cosa interessante è che qui si passava da Piazza San Marco, passando appunto davanti all'isola di San Giorgio per arrivare al Lido, perché dovete sapere che c'è un'altra leggenda che è quella dei 3 santi protettori di Venezia, quindi San Marco, San Giorgio, appunto San Nicolò, che donarono i loro anelli a un pescatore o a un gondoliere alla metà del 1300, il quale con questi anelli poi li riportò a Piazza San Marco, e loro durante una notte buia e tempestosa appunto avevano donato questi anelli a questo pescatore in modo tale che per dimostrare il loro potere di calmare il mare e soprattutto di calmare il mare all'interno del confine della laguna, perché, mi ripeto, diceva anche il professore prima, fuori dalla laguna, fuori del mare, quindi nel mare Adriatico, seppur era di Venezia, perché il golfo era veneziano, però c'era l'ignoto, quindi c'era tutto ciò che faceva paura e che era appunto un nemico. Cosa interessante è che ritroviamo l'elemento della divisione indoeuropea effettivamente del potere maschile, quindi ritroviamo il potere sacro, quindi sacerdotale, in questo caso ahimè religioso cristiano, il potere temporale formato dal doge stesso e anche il potere guerresco, quindi da parte dell'ammiraglio dell'arsenale. Quindi vedete, in realtà non si sta parlando di un elemento femminile, ma il mare in questo caso è lo sposo, quindi è lui l'elemento maschile e l'elemento femminile sacro è Venezia. Quindi Venezia è la sposa del mare. Bisogna stare molto attenti perché molte volte si può anche comprendere male, e in questo caso il doge con il suo gettare l'anello non fa altro che quello che faceva appunto la divinità di cui parlava prima il professore, quindi il tramite fra i due. È per questo che Venezia inconsciamente, i veneziani inconsciamente hanno mantenuto questo tipo di rituale per tantissimo tempo. E è curioso
capire quando non è stato più realizzato. Non è stato più realizzato nel momento paradossale in cui il vecchio re, quindi il doge, non aveva più nessuno a cui consegnare di nuovo l'anello e Venezia è stata effettivamente conquistata da un nuovo imperatore, quindi da Napoleone. Quindi è stato anche a livello magico, a livello sottile, è stato effettivamente un momento importante perché con la presa di Venezia il rituale non è stato più realizzato nei modi in cui veniva realizzato. E beh, io avrei anche terminato il mio intervento, però vorrei lasciare la parola ai ragazzi.